Alessandria della Rocca è uno dei 6 comuni della provincia di Agrigento che andrà al voto in primavera per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. In proposito si sono rivolti alla cittadinanza tramite un messaggio il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, la coordinatrice provinciale onorevole Margherita La Rocca Rubolo, i consiglieri comunali di Forza Italia ad Alessandria della Rocca, Giovanni Comparetto, Antonello Giuseppina Settecasi, il segretario cittadino Ignazio Vaccaro, il vice coordinatore e direttivo di Forza Italia ad Alessandria della Rocca, scrivendo questo: cari concittadini, siamo alla fine di questa tornata amministrativa, è il momento di iniziare a pensare al futuro. La nostra sezione è nata circa 2 anni fa, ottenendo fin da subito ottimi risultati sia alle regionali 22, in cui siamo stati il primo partito, che alle nazionali dello stesso anno, affermandoci come terzo partito più votato. Adesso però ci aspettano le sfide più difficili, in primis le amministrative, e quindi sin da ora inizieremo a lavorare tutti insieme con l'aiuto dei nostri referenti provinciali e regionali in vista delle ormai prossime elezioni che ci vedranno protagonisti in prima linea con dei nostri candidati di partito, i candidati di Forza Italia. La compattezza, l'unità e il gruppo sono l'unica strada percorribile per ottenere buoni risultati in quest'anno così pieno di appuntamenti che ci vedrà impegnati oltre alle amministrative anche alle europee e alle provinciali. Intanto, sempre in Forza Italia, il consigliere comunale Michele Errante, confermando la propria appartenenza al gruppo consiliare di Menfi, annuncia la propria adesione al partito di Forza Italia, una scelta, dichiara Errante in una nota, che tiene conto prioritariamente della buona politica portata avanti dall'onorevole Margherita La Rocca Rubolo, alla quale intendo fare riferimento nel suo ruolo politico, istituzionale e regionale. Questa scelta, continua il consigliere comunale di Menfi, esula dalla mia appartenenza al gruppo consiliare 92013, che confermo, all'interno del quale continuerò a svolgere il mio ruolo nel pieno sostegno dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Clementi. Esprimono soddisfazione i parlamentari Margherita La Rocca Rubolo e Riccardo Gallo di Forza Italia, rispettivamente coordinatore provinciale e vice coordinatore regionale del partito, affermando: ringraziamo l'amico Michele Errante per l'esperienza e la competenza che mette al servizio del nostro partito, certi che il suo contributo sarà prezioso per una maggiore rappresentanza dei bisogni del territorio belicino. E qualche giorno fa, in occasione di un incontro con il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Gallo, da parte del sindaco di Canicattì e dei consiglieri comunali di Forza Italia con in testa Lillo Restivo, è stata sancita l'adesione a Forza Italia del consigliere comunale Anna Muratore, eletta alle scorse elezioni amministrative in una lista civica. Anna Muratore ha affermato: scelgo di aderire al partito di Forza Italia perché ne condivido le idee moderate e apprezzo la serietà manifestata dal deputato e dal vice coordinatore regionale del partito, onorevole Riccardo Gallo. Lo stesso Riccardo Gallo afferma: l'adesione del consigliere comunale canicattinese Anna Muratore rappresenta per Forza Italia un valore aggiunto di entusiasmo e di voglia di fare grazie all'esperienza maturata sul campo, testimoniando che è anche e soprattutto sui nuovi volti con la giusta esperienza che intendiamo puntare per ampliare non solo il radicamento territoriale di Forza Italia, ma le capacità di proposte politiche e amministrative a vantaggio delle realtà locali.